L'imponente mole del Duomo domina la Piazza Maggiore dal lontano 1431, anno in cui venne iniziata la costruzione, conclusasi nel 1502. La chiesa si ispira pertanto al tardo gotico veneto all'esterno, mentre l'interno appare orientato verso soluzioni architettoniche e pittoriche prettamente rinascimentali. Tra i capolavori presenti nella chiesa, intitolata Santa Maria Assunta, vanno segnalati la Pala del Veronese, raffigurante la trasfigurazione di Cristo, collocata sull'altare del Sansovino, il grande affresco dell'Assunzione della Vergine, opera del Buon Consiglio, sul catino absidale, ed altre opere del pittore vicentino, fra cui la stupenda tavola della Madonna con Bambino e i Santi sulla parete destra. Due affreschi, posti ai lati della bussola d'ingresso, raffiguranti Giuditta e Davide, sono stati autorevolmente attribuiti al Giorgione. Notevoli gli absidi del transetto, per le eleganti conchiglie che ne adornano il catino e per gli splendidi altari settecenteschi, sotto i quali, peraltro, si possono leggere agevolmente le tracce dei precedenti affreschi rinascimentali. Nella Cappella del Rosario possiamo ammirare una statua in legno quattrocentesca della Vergine, particolarmente venerata dai montagnanesi, e anche il misterioso affresco astronomico che la sovrasta. Per chi è interessato alle vicende storiche venete, si raccomanda la grande tela della battaglia di Lepanto,